Ci troviamo a Francoforte, nel quartier generale della Banca Centrale Europea. La BCE è incaricata dell'attuazione della politica monetaria europea per i 19 paesi che hanno aderito alla moneta unica formando la cosiddetta zona euro, nonché della politica di vigilanza sugli enti creditizi. Il processo decisionale all'interno dell'eurosistema è centralizzato a livello degli organi direttivi della BCE, basata su quella della Bundesbank tedesca. Prevede che tali organi direttivi siano costituiti da un comitato esecutivo e dai rappresentanti delle altre banche appartenenti all'eurosistema, con l'esclusione quindi dei rappresentanti delle banche centrali dei paesi non aderenti all'euro. Il comitato esecutivo comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e 4 altri membri, tutti scelti tra personalità aventi autorità ed esperienze professionali riconosciute in materia monetaria o bancaria. Dal 2011 al vertice della BCE siede l'italiano Mario Draghi. Proprio in questi giorni si è aperta una polemica tra Mario Draghi e il presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio, Claudio Borghi. La tematica riguarda la proprietà legale delle riserve auree degli Stati membri e competenze della Banca Centrale Europea. Dopo gli interrogativi e la richiesta di chiarimenti riguardo a chi deve gestire le risorse auree dei paesi che hanno adottato l'euro, è arrivata la risposta del presidente Mario Draghi, spiegando che l'istituzione di Francoforte ha il diritto di approvare le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi eccedenti un determinato limite. Certo è che tale limite non è dato saperlo, in quanto è riservato ed è definito in un documento interno all'eurosistema. Mario Draghi ha specificato inoltre che alla Banca Centrale Europea compete anche l'assunzione di decisioni concernenti la detenzione, la negoziazione e la gestione giornaliera nonché a lungo termine delle riserve ufficiali. Dalla sede della Banca Centrale Europea è tutto, grazie per la cortese attenzione. Da Renato Scano a tutti voi la più cordiale buona giornata.